Un benvenuto a tutti i lettori di mattoscacco.com. Oggi andiamo a visionare una partita giocata da un nostro carissimo lettore, Barone, che sicuramente molti di voi ormai conoscono. In questa partita egli gioca col bianco. Allora, andiamo subito ad analizzarla. E4, E5, partita di re, cavallo F3, cavallo F6, entrando in una difesa russa che ho sempre odiato. Allora, giustamente si va per il gioco solido, cavallo C3, cavallo C6 e a questo punto segue solitamente o alfiere C4 o alfiere B5. Questa continuazione di alfiere G3, ahimè, porta subito in vantaggio il nero perché non c'è bisogno di aprire il fianchetto dato che il nostro alfiere Campochiaro ha già la diagonale libera. Se noi andiamo ad aprirne un'altra, tra l'altro, senza considerare che da in G2 l'alfiere va a sbattere contro il nostro pedone in E4. Fortunatamente poi questo pedone verrà liberato. Infatti D5 e per D5 cavallo, per D5 alfiere G2. Giustissimo. Alfiere G4, inchiodatura, arrocco, cavallo per C3 e ora B per C3. Io, giustamente questa è una presa che si può fare anche perché poi può seguire il supporto della spinta di 2 di 4. Io avrei preferito giocare invece D per C3, però questi sono gusti personali secondo me. Quindi cavallo per C3, B per C3. Andiamo avanti. E4, inchiodatura. Il cavallo ovviamente non può muoversi perché c'è dietro la regina. Torre E1, il pedone non può catturare, quindi qui siamo in una serie di inchiodature e contro inchiodature. Alfiere per F3, alfiere per F3. Il nostro alfiere bianco non teme nulla. F5, D3 giustamente, cavallo E5. Alfiere G2, alfiere E7 coprendo il re dall'attacco a raggi X, alfiere F4, comunque ora è da notare che il vantaggio è totalmente del bianco, cavallo G6, ora D per E4, cavallo per F4, G per F4 e il nero pensa bene di mettersi al sicuro. Ora, qui si giocò donna D5, ovviamente con l'intento di sperare che il nero cambiasse le donne, anche perché se il nero non lo faceva c'era il pedone B7 sotto. Qui io avrei giocato diversamente, sinceramente, avrei giocato o E5 o addirittura donna D3. Mi piacciono molto come continuazioni, però la partita proseguì con donna D5, donna per D5 e pedone per D5. Ora, alfiere D6, giustamente quando c'è un pedone isolato bisogna mettere un pezzo preferibilmente leggero a fermare la sua corsa e ora intanto attacca anche il pedone in F4. Qui seguì torre 5, un sacrificio di qualità molto particolare perché dopo alfiere per e pedone per si ottiene un forte centro di pedone. Un sacrificio veramente molto interessante, ma che poi è veramente difficile da concretizzare. Qui si poteva, per esempio, realizzare torre B1, B6 e per esempio anche torre E6, così dopo un cambio si potevano andare a raddoppiare le torri avendo il completo controllo delle colonne. Però
seguì a questo punto il sacrificio. Alfiere, scusate, torre 5, alfiere per, pedone per. Ora viene veramente una partita molto interessante. Ovviamente l'idea del bianco è quella di andare a supportare il pedone 5 con la spinta del pedone F2 F4. Il nero lo impedisce facendo questa ottima spinta F4, alfiere F3, impedendo che il pedone continui ancora a scendere, torre E8 andando a minacciare questo pedone. Qui andava bene anche torre E1 per supportarlo. Si giocò E6, C6 andando a smantellare la base di questa piccola catena pedonale, C4 andando appunto a rafforzarla, torre per C8 ottima mossa, torre per B1 altrettanto buona, C per D5, C per D5, torre C2. Ora qui il bianco può praticamente arrivare alla vittoria. Non so se avevi notato, caro barone, subito questa spinta D6, che era micidiale. Ovviamente il nero non poteva catturare perché altrimenti seguiva l'inchiodatura di alfiere. Qui è giocato alfiere B7, che comunque torre per B7, che comunque è una buona mossa, torre per A2, e ora questo giochetto si poteva effettuare ancora di più, perché in caso di torre per D6 abbiamo, guarda che bella cosa. Proseguiamo. Anziché giocare D6 hai giocato E7, se non dico errato. Giocato E7, A5 dell'avversario, D6, comunque l'avversario non sta giocando molto bene, D6, torre per D2 andando ad attaccare D6, qui giocato alfiere C6. Probabilmente eravate a stretto di tempo perché mi ha detto che avevate giocato 20 minuti a testa, una buona partita, ma con torre D7 praticamente il bianco si assicurava la vittoria. Quindi seguì alfiere C6, A4, il nero cerca di promuovere. Ora non capisco perché non si è catturato né il pedone né la torre, ma ha giocato torre A7, F3, e ovviamente si minaccia il matto con torre D1. Si poteva parare questo anche con H3 o H4, ma in realtà probabilmente non te ne eri accorto. Dopo alfiere per E8 segue torre D1 con scaccomato.